ma non voglio a scuola. Ma nonna mia, poi io sento mast. Sira, vieni dai, non possiamo, Sira. Ehi, ma stai preparando la marena? E dammi un risicolto, non trovo i panini. Ma come? Sai che già faticai i panini non ne trovo mai, è sempre che si da sta casa. Senti, i panini stavano qua, non ci stanno più. Non ne trovo. E allora si vede se l'ha mangiato chi lo può che figlia. Chi è questo? Sono chi, va? Da qua, va. La pigliata vengono pile mia. Come? Immagino che già pure i capelli per assomigliare. Te. Lascia stare, che lei è piccolina. Sira, vieni qua, un milione mamma, fa colazione. Ma sono belli te due. Io mi volevo sapere come va a fatica senza la marena. Senti, cazzo qualcosa mavi. Hai ragione, mi faccio una marena per me. A quali soldi tengono euro? Dammi 5 euro. Io non ce la faccio più in sta casa, te porta morresti. 5 euro, ti già portato pure questo, ti già portato. E che ti porti in mullico? Ma sti biscotti sono sradici. Mangia, mamma, sta una consumata, mangia. Ma sul latte sapere cotto. Impossibile, Sira, che stai dicendo? Io ho mai passato a giocare. Ma un mese passato. Sira, ma ti rendi conto no? Che cazzo di bambini a terzo mondo che si morre fa? Lo sai? Ma amore di Dio, tutto quello che dici tu, ma sul latte fa talmente schifo che ti passa non faccio pure loro. Ricordo, non capisci proprio niente. Ti faccio i pacchi rumeni. Sono mesi scemo, pezzo mondo, ricordo. Oh, ma sei fatta tanto, Ciro, papà, io non vorrei andare. Bacetto. Te, Ma che fa questo coso? tu eri tu, braccialetto. Ma non braccialetti, che capito? Un bacetto. Ma no, già! Non so capitato. Che ti scusate, ma è chiave? Caroli, ma quale chiave? Ha discutato una cosa ancora più importante. I documenti. I documenti. Una cosa più importante. O telefono, che ti scusate? Caroli, ma ha discutato una cosa ancora più importante. Ma ha discutato che è in fatica. Io perché se ne va a marena? Ma io non voglio a scuola. Sira, mamma, la scuola è importante, tu non devi sapere queste cose. E poi lo sai che succede se tu non vai a scuola? Mamma ti fa sciù sangue per tutte parti. Ciro, papà, non fa sempre così. Sa sentire consigli non vado. Una persona come me che in vita ha sempre sofferto e ha fatto tanti sbagli, ma tanti che li sbagli. Lo sbaglio più grosso. Ci conosciuto a mamma. Oh, sai perché che te ne hai riso? Tu fa femmina e state zitta. Ma ti già una cosa Non bassa. faccio più, la città già mi sofferto. Tu cretino. Ciro, papà, non sa mai sentire a me. Io a scuola non ci sono aiuto che non tenevo i libri. Ma manchi i denti libri. E che è la colpa è mamma? Perché c'è cattato i libri a chi? Ma perché tu mi hai dato i soldi per cercare? Te, che stanno 5 euro. Ma tuo fratello, cazzo, che sei mia? Comunque, papà, tu nella vita ti devi porre degli obiettivi e anche se la strada sarà sempre in salita, arriverà la discesa e facendo la discesa vuol dire che tu stai raggiungendo i tuoi obiettivi in base ai sacrifici che tu hai fatto per arrivarci. Non è la prima volta, non è la seconda volta, ma la terza volta inizierai a vedere la luce in questo tunnel di speranza e alla fine del tunnel tu dirai: ah, finalmente ce l'ho fatta. Hai capito, papà? Ma che? Che ne sai? Però ci parlato troppo bello. Uffa, ma io non ci voglio a scuola. Sì, lui è a scuola. No, io non ci vado. Sì, no, c'hai. No, ma... Sì. No. Sì. No. Sì. E basta, in sta casa, è sempre questo, tutte e due. A appiccicare sempre, a lamentare sempre, ma ti spastriate. Non ce la faccio più, mi state esaurendo. Io me ne vado. Ma come pensate che mi mettessi paura di venire? Io mi me ne vado. E come me ne vado? Vorrei come me ne vado? Vorrei come me ne vado? Vorrei come me ne vado? Chi ne crede? Sentite che la non ce la faccio cazzo anch'io, hai capito? No, chi scambio è a scuola, tu come fai subito? Faccio sta cosa in sta casa, hai capito? Ma non hai una mano a fare niente. In faccia lì. Ma come si permette? In faccia lì. Fammi capire una cosa, la televisione là che si era rotta, che si era acconciata, che fine ha fatto? Perché che hai fatto? Le conciate? No, la città, chi sapeva acconciare? Ma tu fratello, cazzo, ma va. Vabbè, Carolì, ti una mano a roba mia. A mettere in dolì. Se tu sei fatto tardi tu, ma però no. Ma si pigliano con un papagello, mi fai un regalo. Se tu si ti levano a te per il mio regalo, mi fai tu a me, io mi segno. Uffa, ciao, A stamattina poche passa. Inutile ribadire i concetti quando non ci sono le persone alle quali farli arrivare. Avete avuto possibilità di redimervi, di comprendere la gravità del momento, nonostante gli appelli, nonostante le difficoltà, non avete rispettato. E allora tenetevi pronti, si chiude di nuovo, arriva un nuovo lockdown. ma...
A scuola stiamo chiusa. Io che mazzo. Guardate, è contento, che ti ricetta la settimana passata? Facci mesce! Siamo una banda e scemo, distanziamento, la mascherina, chi si ci giurano nata volta? E che è successo? Che è successo? Guarda! Io è contento pure. Caroli, tu hai ragione. Io ma come faccio? A fuoco? Ah, già faticato, come faccio? Ma tu non fatichi, chi ti... Si singa, bacia, te si pa faccia, te spezzi, braccia e po' bacia.